ricordo, perché non lo so, fotografie, questa cosa non me la ricordo dalle fotografie. Allora le chiedo questo, lei per caso ha mai saputo che c'è stato qualcuno in particolare che è stato fotografato ripetutamente, che è stato pedinato, che tante fotografie l'ha avute e non ne sapeva niente perché era in libertà? Lei l'ha mai saputo questo? No, non mi ricordo. Mai? No. Scusi, quando io ero in libertà? No. Questo Io signore, già ero collaborante. Aspetti, questo signore, no. Questo cretino, diciamo, che lei dice, come si il chiama? 4 febbraio, il cretino, era in libertà. Non lo so chi fosse sto cretino. Non hai idea? No. Andiamo avanti. Perché, vede cos'è, comunque è inutile, tanto lei non se lo ricorda. Avvocato, perché... non me lo ricordo che lei lo dice più di una volta, ma sinceramente non me lo ricordo, non perché non voglio ricordare, perché se io lo ricorderei io glielo direi, perché non ho problemi a dirlo. Signor Samperi, a me non mi interessa, io non credo più a niente, cerco di ascoltarla. No, lei giustamente ha ragione, non crede in me, perché il suo dovere si mancherebbe. Cerco di capire, lo sa perché? Perché è Grancagnolo che gli dice ciuriciste tu, ed è lei che dice a parte che ciurisse, quindi è qualcuno di cui lei ha parlato. Ma ci sono cose mischiate, avvocato, io non ci capisco niente, è una cosa che io ho lavorato a Palermo, 4 mesi a Palermo, ma che sì, ci anche sono? perché ci sono, come lei avrà visto, parecchi tratti. Io a Palermo neanche la conosco. Mi stia a sentire, la conversazione è confusa, lei avrà notato che ci sono tratti dove c'è scritto incomprensibile, quindi è difficile. Questo non l'ho notato, l'ho sentito. L'ha sentito dove? Ieri, dall'altro ieri... Dove l'ha sentito? Queste cose che sono state registrate, di quello che ho capito dal PM. Dove l'altro ieri mi spiegava, ma c'era un macello che non si capisce una frase precisa. Avvocato, è agli atti che il pubblico ministero... No, ma non vado oltre, non vado oltre. Il pubblico ministero ha fatto presente che c'erano tratti... non intendevo andare oltre. No, per un momento ho detto l'ha letti, l'ho sentiti, poi ho capito. No. A un certo punto, siamo a pagina 35, si parla di qualcosa. Vediamo se lei lo ricorda, io credo di sapere di che si parla, però lei dice ci visto la monina, su puttano a solo, appena io non si trova più, partì con la macchina e c'erano sti due, a stessa sera mossi Giuseppe. Allora questo lo dice lei e Grancagnolo dice e dopo ci può dire. Cioè Grancagnolo si chiede, lo chiede a lei. E le spiego che cosa. Aspetti, sì, faccio leggere. Finisca. E lei dice, uno è scemunito, uno che è scemunito, o è diventato scemo e neutro. I due conoscevano. Allora Grancagnolo dice, allora combattivo. A più scemo, due caruso scappiato. Grancagnolo, quando lei risponde, poi dice, sì, cammina. Di cosa stava parlando? Le spiego io. Allora, una cosa si parlava, lui mi innanzitutto chi è che camminava? Un bambino, una vecchietta? Chi è che sta camminando? Ma dove? Come? Dove camminava? Qua c'è scritto sì, cammina. Grancagnolo le dice a lei sì, cammina. Che significa cammina? No, era una stanza piccola, eravamo seduti, non c'era motivo di camminare. E appunto, cos'è che camminava? Un riscosso? Non lo so. Ah, camminava un riscosso? Non lo so, cammina, non lo so. Io ero seduto, questo me lo ricordo, e lui era seduto. Allora me lo spiega lei per cortesia cos'è? Sì, allora di Giuseppe Pacoana lui ha voluto spiegare perché come era morto sto ragazzo, perché giustamente era un nostro amico intimo. Sì. La stessa cosa, sai che cosa le stavo spiegando per me? Le stavo spiegando quando morì Marchese, giustamente lui che sembra Marchese era un altro nostro amico, lui sai che è successo a Marchese? Gli ho spiegato, è morto Marchese, così. Questo. Allora, signor Samperi, ha visto la mia sincerità, però. Ho la sensazione, sì, volevo dirle questo, che lei sia più sincero e anche più chiaro di quanto lo sia stato suo cognato, io questo l'apprezzo. Senta un poco, signor Samperi, quindi parlavate di fatti, diciamo, non soltanto personali, parlavate di situazioni che avevano riguardato... Ma no, in generale, avvocato, si parlava, lui mi chiedeva su qualche cosa, perché lui era stato... Scusa, avvocato, poi ti faccio parlare. Faccio la domanda, non desidero... Prego, mi scusi, avvocato. Grazie. Per persone civili. Allora, io dico... Desidero sapere, si parlava quindi di fatti criminali del vostro passato? Ma non su fatti, diciamo, in generale, su qualche cosa che giustamente lui era stato detenuto. Sì. Giusto? Lui chiedeva su fatti, giustamente, di ragazzi, amici che lui conosceva come me.
Quindi giustamente l'avevo fatto anch'io, è normale chiedere che è successo con Giuseppe, perché è morto Giuseppe, giustamente, che lui era detenuto e magari non sapeva la situazione. Ho capito. Senta un poco, pagina 37, abbiamo finito perché mi è passata anche la voglia. Senta, a un certo punto Grancagnolo dice, no, pagina, ho sbagliato, pagina 38. È lei che dice, troppo cose per i peri, poi a Marcello unisceno. Marcello chi? Sicuramente si parlava della donna di mio cognato. E così ha detto suo cognato Grancagnolo. Solo che c'è un fatto strano. Un attimo prima Grancagnolo le sta chiedendo, lo sai un riscosso qual è? Un riscosso di Marcello d'Agata. A me amavano e purtroppo non si capisce chi lo cacciava. Che fosse un altro discorso. Allora scusi, suo cognato Grancagnolo dice, lo sai un riscosso qual è? Un riscosso di Marcello d'Agata. E lei risponde, troppo cose per i peri, poi a Marcello unisceno. Insomma, qua allora non c'entra suo cognato, è la risposta che lei dà a questa domanda del signor. Non lo so in quale caso sto Marcello è uscito, non lo so onestamente. Che non è completa come Stavate frase. parlando di Marcello d'Agata o di Marcello suo cognato? Se c'è scritto vuol dire che mi ha letto che c'è scritto Marcello d'Agata. Se c'è scritto vuol dire che ne parlavamo. Ok. Poi questa cosa è uscita, non è uscita, non me la ricordo. Questa. Ma unisceno di un, non se lo ricorda? Non lo so di un usceno. Non lo sa, non lo so. L'ultima, pagina 36. A un certo punto, purtroppo i discorsi sono incomprensibili come lei ben saprà. Lei sta dicendo, io non voglio sapere, io non stai parlando Cottia, non ci stai parlando. E con cui parlava? Aspetti, no, questo lo dice lei. Lei dice a Grancagnolo, Cottia non stai parlando, E Grancagnolo, eravamo tutte e due sole. e Grancagnolo dice, io appunto, no, io non so recitare. Praticamente il signor, pagina 36, il signor Samperi che lei dice, io lo voglio sapere, io Cottia non ci stai parlando. In siciliano significa come se non ce lo fossimo detto. Dico, è questo il significato o no? Non ci stai parlando, certo. No, allora, dopodiché lei, Grancagnolo dice, io lo voglio sapere, dici a così a chi? Non lo so di che cosa si parla, frate. Se lei mi completa una frase precisa, io le posso rispondere. Le do la mia parola d'onore, se avessi potuto completarla sarei stato ben felice. Qua E c'è io sono scritto. felicissimo di dare una risposta precisa, avvocato. Quando gli do la risposta su queste parole, dice così, io con questi faranno, io non. Ha ragione, signor Samperi. Signor Samperi, un'ultima domanda e poi, nel momento in cui lei ha avuto questo colloquio col signor Grancagnolo, in quel momento... Scusa, avvocato, se lo interrompo. Prego. Ma di tutte queste cose, ma non esistono chiacchiere tra me e mio cognato personale e familiare? Ce ne sono. Parliamo solo di cose. No, si parla anche di perché cose... la base era quella, io devo parlare con mio di cose personali, ma ci sono, voglio dire questo. Signor Samperi, che c'è dubbio che ci sono cose personali, e se siete parenti è chiaro che Appunto. parlavate anche di cose personali. Oh, mi scusi una cosa, in quel giorno, lei lo sa, cioè lei si trovava a Roma, giusto? Sì. Si ricorda se era pomeriggio, mattina, cioè che non lo so, dico, ricorda se fosse mattina, fosse pomeriggio, fosse sera? Credo, se non mi ricordo male, pomeriggio, poi non vorrei sbagliarmi. No, scusi, c'era buio o c'era luce? No, era luce, c'era. C'era luce. Se c'era buio, bene o male era sera. Anche se c'era quello che sembrava che dormisse, comunque lei non se lo ricorda. No, guardate, eravamo sveglissimi. No, lei certo che era sveglio. Ah, lei se c'era un altro che C'era dormiva. uno che dormiva. Forse senta nella una cosa, stanza accanto. le chiedo scusa, lei per caso in quell'occasione, quel giorno, oppure è stato un altro giorno, che si è recato in Sicilia per fare, insieme alla polizia, degli Sì. accertamenti, per dare delle indicazioni? Sì. Se lo ricorda o no? Sì, E con chi c'è andato, se lo ricorda? con dei poliziotti, non è che conosco i nomi. No, voglio dire, con i poliziotti. Quanto tempo sarete stati a fare questi accertamenti? Un giorno piano piano, Un giorno pieno pieno. dalla mattina alla sera.
E dico, poi lei ha dormito a Catania? No, ma viene scansa, avvocato. Per carità di Dio, e dove ha dormito? Ho dormito di nuovo da dove ero partito. Cioè? Non le posso dire, avvocato, io che le posso dire i Come, se posti. dice che è a Roma? Non è che le posso dire i posti, Roma lei è va. Roma. Ah, Lei ho vuole capito, sapere. allora a Roma c'è l'incontro, dopodiché torna dove aveva dormito venendo a Roma. Certo. Ho capito. Ne sa più niente invece del signor Grancagnolo, in No. quale guanciale avesse porto? Dov'è che si fosse coricato Grancagnolo? Non lo so. Come è sepolto? È No, morto? no, se avesse posato la sua testina Grancagnolo. Ah, no, se era morto non vengo a sapere, cosa mi dispiaceva. No, non lo so. Non lo sa. No, quale sepolto? È vivo, perché Mi fa piacere. lei lo sa che ha avuto degli infarti suo cognato? Sì, E quanti ne ha avuti lo sa? ma mi sembra 2 o 3. Quindi è grave. Certo, è come se uno che ha avuto 3 infarti non è che sta bene. E lo capisco. E lei ricorda dove se n'è andato cioè dove ha accompagnato la polizia per cercare di, A me? di spiegare la sua verità? Sì, Dove? l'accompagnai nelle varie case che io sono stato da Santa Paola, lo accompagnai nelle campagne del Mappassoro dove lui incontravo spesse volte, questi sono stati i posti. Signor Presidente, non vuole essere una riserva puramente formale, ella comprenderà. Mi rendo conto che poi ricominciare sembrerebbe che un avvocato profitta, la verità non è questa, lei comprenderà bene di come il materiale non sia di facile consultazione. Io ritengo di aver finito, ma devo consultarmi col signor mio difeso. Lei sa bene che questi processi purtroppo impongono la non vicinanza che consentirebbe l'immediatezza, quindi se avessi da fare altre domande spero che la cortesia della Corte me le consentirà. Siamo qui per questo. La ringrazio, Presidente, la ringrazio, signor Intervento successivo. Presidente, sono L'avvocato Antillo. Posso? No, prego, dopo di lei. L'avvocato. No, io devo fare solo una richiesta. La necessità è quella di poter conferire col cliente senza che il militare ascolti. Noi abbiamo queste esigenze, quindi o la Corte consente di metterci a disposizione un'aula per... Anche se dovessi mettere a disposizione un'aula, perché mi si dice che in questa struttura non è possibile, il militare ascolterebbe ugualmente, avvocato Ragusa, così come succede nelle aule dei colloqui al carcere. No, Presidente. Le sorveglianze sono Sorveglianza è solo visiva, Presidente, la sorveglianza. Allora, con una sorveglianza visiva... Audiovisiva. Signore, un momento, la sorveglianza visiva, non so, dovremmo mettere una cuffia dei tappi all'orecchio, mettiamo i ditemi tappi, voi. Presidente, Ho ma noi capito. abbiamo necessità di Signore. conferire col cliente. Dove non si può, è inutile andare a cercare esperienze. Io allora a questo punto devo dirle che così noi almeno per quanto mi riguarda, io non posso svolgere la mia difesa né concertare il controesame col mio assistito per impossibilità a colloquiare con lo stesso. Allora chiedo che questo venga verbalizzato. Questo è già formalizzato perché il suo intervento è registrato, avvocato Ragusa, e i rimedi... Presidente, però io non sono interessato, non voglio assolutamente... Avvocato Marino, Però voglio dire... che cosa vorrebbe farci? È una cosa che Noi potremmo soltanto sospendere l'udienza, mandare l'imputato al carcere, fargli fare il colloquio col difensore nella struttura idonea. Questo il modo in cui è gestito questo processo, giusto o sbagliato che sia, non lo consente. Quindi che cos'è che volete dire? Presidente, qua si parla e si tratta di diritto alla difesa. Prego. Il diritto alla Avvocato, le sto dicendo è questa la situazione. Ma è una Se la situazione difesa che si deve sente essere menomata in questo, io intanto non ho nulla da farci. Secondariamente i rimedi come corte, come processo possono essere cercati diversamente nella misura in cui la gestione del processo lo consente. Io temo, Presidente, che si stia sacrificando il diritto Voglio dire, ma alla velocità, alla celerità. Ora sappiamo cosa vuole? Cosa le posso fare io? C'è Le sto una dicendo istanza un'altra di questo cosa. genere, non se ne Poco può fa l'avvocato Russo dice: lei comprenderà che dal seguito dell'esame potranno nascere ulteriori esigenze difensive. Ci rendiamo conto di questo, così come ci rendiamo conto che da colloqui nella sede giusta con i propri assistiti possono nascere ulteriori esigenze difensive. Ora, se la Corte dovesse obliterare
non valutare queste ulteriori esigenze, allora lei potrà fare un discorso di menomazione sensibile e sostanziale del diritto di difesa. In questa sede io non ho niente da fare. Sì, ma io desidero, scusi, Presidente, ci sia un'aula nella quale non ci si possa isolare difeso e difensore e poter fare... Non è possibile, non è possibile. Io non posso incidere minimamente su quelli che sono i regolamenti dell'ordinamento penitenziario e su quelle che sono le responsabilità in ordine alla sicurezza di questo impianto. Non è il nostro impianto, Avvocato Marino, non ne so niente, pertanto non posso prendere iniziative. Chiudiamo l'argomento e passiamo... No, per favore, non ammetto altri interventi sull'argomento. Chi deve intervenire con il contraesame? Sospendiamo allora mezz'oretta. Le chiedo la sospensione per poter collocare con La sospensione, siccome la sospensione deve seguire pure certi orari, si fa la sospensione, la possiamo fare, scusate, non più di un quarto d'ora. Allora si sospende per un quarto d'ora, scusate ancora un momento, porto a venire il signor accompagnante, il signor Samperi. Presidente, io interrogerò dopo la sospensione, immediatamente dopo. Come dice? Dico, mi ero prenotato a fare delle domande. Lei è prenotato per la ripresa tra 15 minuti. Appena Sì. riprende il processo, la prego di farmi fare le domande. Certamente. Abbiamo una domanda soltanto. Va bene. Grazie. Signor Sampere, lei conosce Emanuele Natale? Sì, Quando lo ha conosciuto? l'ho conosciuto 84, 83, 85. E come lo ha conosciuto? Ho conosciuto che io stavo già, facevo parte dell'organizzazione e allora stavo nel deposito del pesce di Franco Lombardo e lui mandava anche dei ragazzi in questo deposito, dovevamo fare delle rapine assieme con i suoi ragazzi e così ci siamo frequentati. Quante volte l'ha visto? Ha avuto una frequenza? Ma allora continua, poi l'ho rivisto dopo la scarcerazione mia, Quando è avvenuta la sua sono scarcerazione? stato anche a casa sua Signor Sampere, scusa, la sua scarcerazione quando è avvenuta? nel 88. Nel 1988. Sì, Lei sa libertà. che attività svolge Emanuele Natale? Sì, Quale? lui vende tabuti, questo. E altre attività? Sì, lui ha l'arcoscivo, Altre attività lavorative inoltre? nei paesi c'è sempre questa stessa attività dei tabuti, sia a Mascalucia che a San Giovanni della Punta, Sa se è dipendente statale, comunale? non mi ricordo, Cioè se è impiegato al comune? mi sembra di sì, se non mi ricordo male. Con quale funzione? No, non mi ricordo. Comunque lui era anche esperto per prendere delle tessere di tutte queste cose al comune, là a Castellossino. Per ragione di lavoro ovviamente. Per ragione Di lavoro dico. di lavoro? Dico, svolgeva questa attività lavorativa. Sì, lui quando interessavano queste cose, riguardando queste cose, si rivolgeva a lui. E nell'ufficio delle pompe funebri De Emanuele era titolare o c'erano anche altre No, titolari? io so che era proprietario lui e il fratello, se era in statale non lo so. Se ne non lo so. E dell'acqua scivole lei ha seguito questa attività, diciamo, ha saputo di Non questa avevo interesse a seguirla. No, a seguire, So scusa. che era sua e di altre? e che poi andrò anche in due città, Natale di Raimondo assieme ad altri, ma non mi ricordo chi. Ma è sicuro che Natale del Raimondo sia entrato in società? Sì, O di altri parenti, altre persone? no, non lo so chi è intestatario, so che il proprietario era lui assieme ad altri, assieme a quello dell'acquascivo di Taormina e non so chi erano gli altri. Sì, lei ha detto che De Emanuele è uomo d'onore, come lo ha saputo? Me l'ha detto Piero, l'hanno fatto nel 92. Piero chi è? Piero Puglisi. In che occasione gliel'ha detto? L'occasione precisa non lo so, però eravamo sempre assieme con Piero. Abitavamo, si può dire, nello stesso residence a distanza di 5 metri dall'uno all'altro come villa. Sì, signor Sampere, e in quale anno, in qual periodo le ha detto? Nel 92.
Cioè lo stesso anno in cui era stato fatto? Sì. Ho capito. Lei ha parlato di un piccolo gruppo che faceva capo al De Emanuele Natale. Sì. Come lo ha saputo lei di questo Io ho gruppo? frequentati, non l'ho saputo. E in quale tempo c'era questo gruppo? Anche già nell'84 già c'era. Quindi anche prima che fosse fatto uomo d'onore? Sì. Ho capito. Un'altra cosa, lei per la sua esperienza nell'organizzazione, esperienza passata, sa se è possibile che anche chi non è uomo d'onore può avere un gruppo? Sì, È possibile? certo. Cioè le è capitato verificarlo tutto questo? Certo. Lei ha detto, anche a specifica domanda, che con il suo cognato, il signor Grancagnolo, dopo la vostra volontà, la vostra decisione di collaborare, vi siete incontrati, avete parlato. Sì. A me interessa in generale, non con specifica indicazione, avete parlato di cose personali o di cose, diciamo, processuali? No, cose personali, processuali non abbiamo parlato di niente. Completamente di cose Sì. personali. Quindi in definitiva, se aveste parlato di cose processuali potevate aggiustare tante cose. E che c'eravamo da aggiustare? Ecco, benissimo, quindi non avete mai toccato argomenti Non di ci natura interessava, avvocato, perché non vi c'era interessava, motivo, non le interessava. Sì, le chiedo, il periodo in cui nel 1992 De Emanuele fu fatto uomo d'onore, lei l'ha saputo? Sì. Estate, inverno, inizio dell'anno, alla fine? Credo inizio, non so essere preciso, nei primi mesi dell'anno. E lei l'ha saputo subito? Sì. Ma dico, facendo lei uno sforzo, ricorda come il signor Piero le ha detto De Emanuele è stato fatto uomo d'onore? Così, di Emanuele è stato fatto modo. E assieme a De Emanuele altri in quell'occasione furono fatti uomini d'onore? Guardi, lui mi disse che in quel periodo lui la chiamava infurnata di uomo d'onore. Ecco, cos'è un'infornata di Vuol uomo d'onore? dire tanti, dove nel 92 ci fu fatto anche Rannisi, il genero di Procrazioso, ci fu fatto Mattedina, insomma e altri, tanti. Mi scusi, ma nel dire un'infornata, che ovviamente capisco anch'io, anche se il Certo, termine lo lo so, traduco, cioè lo so. un grosso numero, come lo può dire lei? No, grosso, Sì, già quando erano 4, 3, 5 è abbastanza. esatto, dico, ma fu un grosso numero che per caso fu fatto o perché si aprirono le linee dell'organizzazione a chiunque? No, mi interessava fare uomo d'onore perché c'era un po' non mi ricordo, si parlava di fare uomo d'onore, questo. E basta, lei non sa spiegare perché ci Vi fu. posso anche dire che c'era una lamentela da parte del zona Mappassoti, in quanto gli uomini d'onore se ne facevano tipo 4 a Santa Paola, 1 a Mappassoti. Mentre in quel periodo furono tante, diciamo, Furono? tante, diverse che Nel furono. 92 sono state fatte un po'. E in altri periodi, a sua memoria, a suo ricordo, capitò che ne entrarono tante uomini d'onore? No, tanti no. Cioè come nel 92, cioè fu un caso eccezionale. Nel Quello del- 92 sì, si furono fatti un po' di uomini d'onore. Prima non era mai accaduto che 5, 6, cioè diverse persone ne Sì, non facevano. mi ricordo no, poi altri tempi non lo so. Non lo sa. Signor Presidente, Quando fu fatto io eravamo in 2. ecco, nella sua occasione, Sì. non sa neanche dopo tutte queste specificazioni ricordare il periodo, se fu alla fine o all'inizio del 92? Ho detto all'inizio, ma i primi mesi, forse marzo, febbraio, non so essere preciso, non è che mi posso ricordare i giorni, il mese o l'ora. Certo, non dico questo, dico all'inizio, ha detto. Sì. Signor Presidente, io sospendo le mie domande, mi riservo, riguardo delle situazioni societarie come l'acqua scivola, eventualmente nei limiti e nei poteri che la Corte interpreterà e che il Codice autorizza, di produrre dei documenti sul piano formale della società e di coloro che ne avevano quote. Grazie. Posso un attimo? Posso? Avvocato Antille? Ah, sì, no, c'è il collega? No. E allora fallo tu. Avvocato Antille. Sì, grazie. Senta, signor Samperi, lei ha parlato ieri rispondendo a domande del pubblico ministero che nel 91 c'era un gruppo operativo di Mazzei Santo Allineri, si ricorda questa dichiarazione? Sì. Sì. Senta, il periodo esatto in cui operava questo gruppo, lei se lo ricorda? No, di preciso no.
Senta, lei è stato arrestato con suo padre nel novembre del 91? Sì. E rispetto a questo arresto, che era prima, di quanti mesi prima? Più o meno? Non tanti, poco. Non tanti. Poi incontrai anche nel carcere loro stessi arrestati per pistole. Sì. Sente, in questa casa di Lineri, lei per caso ricorda se ha incontrato un tale Sergio Minnella ed uno dei fratelli di Privitera? Ho incontrato Tanino Bravolone. No, le chiedo io, questi due soggetti, lei in questa casa, questi due soggetti, Sergio Minnella e uno dei fratelli Privitera? Sergio Minnella era in zona libertà. Ho capito. E quindi lei, ricostruendo il periodo rispetto all'arresto avvenuto con suo padre nel 91... Fu prima. Sì, non lo dicevo io, lei dice qualche mese prima, quanto tempo prima? Siamo a ridosso dell'estate del 91? Stiamo parlando di qualche mese prima, non so essere preciso, ma non tanto distante. Lei esclude l'estate del 91? No, non l'escludo, io sto dicendo prima, non so essere preciso, ma prima dell'arresto è sicuro al 100%. Va bene, grazie, non ho altre domande. Posso, Presidente? Avvocato Catania. Signor Samperi, lei ha detto di conoscere tale Franco Anastasi. Sì. Ha detto anche che lo è stato denunziato per favoreggiamento. Sì. Che lei sappia, Franco Anastasi è soggetto che svolge regolare attività lavorativa o è soggetto inserito? Inserito assolutamente, è soggetto che lavora. Inserito assolutamente, che vuol dire che non è inserito in organizzazione? No, non ha fatto, un grande lavoratore. È un grande lavoratore. Lei ha espresso sorpresa per averlo visto denunziato per favoreggiamento? Sì, abbastanza. Le dissi anche che ti ci porta qua, come battuta, insomma, che stai facendo qua. Quando lui venne su nella stanza mi sono meravigliato e lui poi mi spiegò questa cosa perché fu arrestato. Capisco. Andando alle cause del suo pentimento, lei ha detto che le è stato anche chiesto che venisse uccisa, che lei dovesse uccidere la sorella, le sorelle anzi credo, e così ho preso bene gli appunti? Sì. Dico, era una cosa solita che venisse richiesto di... mi faccia completare la domanda, signor Samperi, prima di rispondere. Era una cosa solita che venisse richiesto di uccidere donne e per di più congiunte, stretti congiunti di un uomo d'onore, quale lei si definisce? Se si sbagliava, sì. Dico, era mai capitato prima? Non mi ricordo. E dico, ma le ragioni di questo errore quale sarebbe? Cioè, quale errore avrebbero commesso così grave? Preferisco non rispondere a questa domanda, però. Rispetto alla sua scelta, per carità, non vuole rispondere. Dico, ma almeno vediamo se su quest'altra domanda mi può rispondere. Le ragioni di questo errore agli occhi di chi pretendeva questo atto certamente grave, erano ragioni recenti oppure questo errore era un errore? No, recente. Recente. Lei ha anche detto, dico, ma non vuole dire però perché, recente ma non vuole dire perché, d'accordo. Lei ha anche detto che le è stato chiesto di troncare la relazione o addirittura anzi lei mi pare che ha avuto o tuttora non lo so, questo non mi interessa, una relazione con una donna con cui convive. Avvocato, parliamo del processo, siamo state donne. Mi creda, non lo so, non c'entro. Signor Samperi, dia le risposte che ritiene. Signor Samperi, non devo rispondere a queste domande. Aspetti, lei mi deve dare atto che io Certo, avvocato, continui e poi le rispondo. sto cercando di evitare di essere assolutamente sgradevole. Giusto. Però deve consentirmi di fare il mio dovere. Certo, mi scusi se l'ho No, interrotto. per carità, lei non ha ragione di scusarsi, non mi ha fatto alcun torto. Dico, questa relazione con questa donna, da quando ce l'ha? Dall'85. Dall'85. Anche di questa donna, mi pare che di questa donna le hanno chiesto che dovesse essere soppressa? Eliminata? Ma non è affatto vero, avvocato. No. Non risulta da nessuna. Ma perché non lo fa rispondere, dottore Roberto? Ma se l'ha detto, mi creda, peraltro l'ha detto, la mia è quasi una domanda. Avvocato, se lei mi dice, io non ho motivo di dubitare. L'ha detto nell'incidente probatorio, l'ha detto in Santa Paola più 3. Allora, proceda, avvocato. Signori, silenzio per favore.
No, io vorrei che non venisse frainteso il mio intervento. Io vorrei che ogni qualvolta si faccia riferimento a dichiarazioni rese in altro procedimento si indicasse dove. No, quando. io ho fatto, scusi, ma io ho fatto intanto una domanda, ho detto lei poteva dire no, non l'ho detto. È un fatto di reciproca cortesia per rispondere all'avvocato Russo, dottore pubblico ministero, nei limiti del possibile si è sempre Dottore Bertone, attenuto. io quando sarà possibile cercherò di accontentarlo, però nel caso specifico io non ho fatto alcun riferimento, dico lei ha anche detto, può essere che non l'ha mai detto, il controesame anche questo serve, lui mi dice no avvocato lei se la sta inventando di sana pianta questa circostanza. Proceda, avvocato Cattaneo. Sì, allora dico, lei ha detto che le è stato anche richiesto di eliminare questa convivente? Non proprio di eliminare io, con quale coraggio potevo eliminarla? No. Sì, il Piero Puglisi diciamo che minacciava di sotterrarla, di lasciarla, queste cose. Queste cose. Era il suo fratello, questo che secondo la sua definizione è, come dire, un battitore libero, insomma, faceva rapine con tutti. Sì, sì. Dico, questa quando dico il suo fratello si è sempre comportato così. Sì. Cioè risale è diciamo un comportamento remoto nel tempo. Da quando iniziò a rubare? Da quando iniziò a rubare. Ed è questa, lei ha detto, la ragione per cui gli è stato chiesto, o comunque vi era in animo di eliminare suo fratello? Diciamo che sì, a parte questo, ma lui aveva anche, diciamo, come La storia vizio di mettersi con più di una ragazza, lasciarla dopo 2 anni di andare con un'altra, questo atto difetto, chiamiamolo. Ma dico allora, signor Samperi, lei ben capisce che a questo punto di la domanda gliela devo fare. Prego, me la faccia. Quindi dico, lei godeva della fiducia all'interno di questa sua associazione a cui lei dice di appartenere con ruolo di uomo d'onore? Sì. Non le sembra strano che situazioni che consiglino addirittura gli vogliono eliminare le sorelle, gli chiedono di eliminare le sorelle, No, chi vogliono eliminare il fratello e la sua... Mi scusi. Vogliono eliminare suo fratello, vogliono eliminare la sua convivente evidentemente lei dice che ci convive dall'85. Dico, in questo contesto non le sembra strana questa sua affermazione che lei nonostante questo contesto potesse godere di fiducia e di approvazione all'interno? Loro cercavano magari di recuperarmi, perché giustamente un uomo d'onore non può fare tutte queste cose. Non può avere la donna, non può avere una doppia relazione, eccetera. Tentavano di recuperarlo, che vuol dire che lei Piero Puglisi in particolare... Sì, le tentavano di recuperare. Io le stavo rispondendo e lei se mi interrompe non posso finire la sì, mia risposta. io vi ho fatto una precisa domanda, io ho detto, lei non le sembra strano, io ho fatto la prima domanda, godeva la fiducia, lei mi ha detto sì, allora io le chiedo, non le sembra strano che in questo contesto dove lei è... Scusi avvocato, se lei è soddisfatto della risposta, cosa sarà la successiva? Sì, no, lui, io infatti, per me, dico, allora, per la risposta che allora, tentavo di recuperarlo, vuol dire che insomma in qualche modo lei ben visto non era, si tenta di recuperare non è che non ero ben visto. mi ascolti, si tenta di recuperare chi è in errore solitamente, no? Sì, infatti io ero in errore. Infatti io ero in difetto. Perfetto. Ma non solo io, allora tutti dovevamo morire. Si voleva la bomba di Hiroshima. Questa è una perché sua... che c'era uno uomo d'onore che non aveva una donna o figli e che stava coniugare. Anzi, io ho cercato di non fare figli. Signor Samperi, dico, lei nutre ragioni di astio nei confronti dell'Ercolano Aldo? No. No? No. Lei nei confronti di una persona che gli ha chiesto di eliminare le sorelle secondo il suo dire conserva sentimenti di benevolenza? No, assolutamente, avvocato, ma io non posso farle capire a loro che ero contro oppure che poteva in quel momento antipatia verso i suoi ricatti e quest'ora io ero già morto. Anzi, sono stato fortunato se oggi sono qua. Scusi signor Samperi, io sto dicendo, lei è qui libero
Fortunatamente, su questo siamo d'accordo, fortunatamente, perché la morte di un uomo è stato sempre uno un fatto triste. dei pochi Io fortunati. dico, lei però ha avuto fatte, secondo il suo racconto, ha avuto fatte richieste, diciamo, che sono ai limiti di quello della tollerabilità. E lei che fa? Ha perdonato, adesso è in animo, come dire, si è convertito, ha un animo cristiano, oppure... Sì, assolutamente, io frequento la chiesa. Non nutre sentimenti di rancore. Le hanno chiesto di uccidere la convivente, gliela volevano uccidere lei, volevano uccidere suo fratello, volevano uccidere le sue sorelle, e lei mi dice che non nutre sentimenti di astio o di rancore. Prima sì, avvocato, ora non mi interessa più, assolutamente. Una volta sì, ci mancherebbe, anzi. All'inizio di questa cosa... Certamente quando lei, visto che si è pentito in seguito a queste dichiarazioni, probabilmente quando rendeva queste dichiarazioni non era proprio ben disposto, no? Esatto. Lei peraltro ha anche detto che arrivato a un certo punto si sarebbe disinteressato. Sì. E questo disinteresse quando avrebbe avuto inizio? Ma guardi, dal momento che iniziai a frequentare, a gestirmi le bische, non mi interessò tanto seguire, anche se mi attivavo ugualmente, però diciamo che in pratica e questo andavo a fare il gioco la sera. Quando gestiva le bische, allora a me interessa sapere quando questo nel tempo, quando possiamo, diciamo, quando risale? Dal 90. Quindi nel 90 lei già nutre, dal 90 nutre questo disinteresse. Attenzione, non è che non attivavo più avvocato. Sì, no. Cercavo di allontanarmi sempre di più. Cercava di allontanarsi sempre di più. Sì, tant'è che mi pare che lei ha detto che le fu dato un incarico di seguire l'ispettore Lizio e poi insomma non ha dato corso a questo, dico, lei uomo d'onore, viene dato un incarico che dobbiamo intendere che si tratti di ordine e non lo esegue. Sì. Come non lo seguo? Che non lo esegue, dico, non dà corso all'ordine. Certo, ma non è che glielo dicevo, no, non mi interessa, è normale, no? Dicevo sì, va bene. Però non lo faceva. No, me ne fregavo. Se ne fregava. Beato lei. No. Lei nel corso dell'incidente probatorio, anzi non cito fonti, perché altrimenti gli devo indicare la pagina. Lei ha mai dichiarato, prima di oggi, perché lei oggi dice che si è occupato del traffico di droga, lei ha mai dichiarato di non essersi occupato personalmente del traffico di droga? Sì, all'inizio. All'inizio lei che cosa non avevo mai toccato droga, che non avevo mai fatto omicidi, tutte queste cose. No. Io sto parlando della droga. Sì, non assolutamente, anzi ho detto che neanche la conoscevo forse. E per gli inizi che cosa intende? Specifici? All'inizio della mia collaborazione, avvocato, lo ripeto, io avevo i miei motivi per fare questo. Io non mi interessava che l'organizzazione sapesse che io stavo parlando solo di associazione. Dico, gli inizi della sua collaborazione, sono i primi mesi dell'anno 1993. Sì, inizio, certo, parlo di inizio. L'incidente probatorio è già nell'estate del 93 e siamo ancora agli inizi? Certo, avvocato, però i miei figli io li ho avuti dopo 1 anno e mezzo che iniziai a collaborare. Quindi mi pare di capire che lei dice che non ha parlato che lei si occupava personalmente di droga per timore, però signor Samperi, mi scusi, lei sarà stato anche impaurito, ma noi abbiamo letto verbali che vanno dal gennaio al marzo in cui lei parla, non è vero che non parla di omicidi, perché lei parla di omicidi, di più di qualche decina di omicidi, accusando di questi stessi omicidi non solo, diciamo, personaggi di minore rilievo, ma anche personaggi che lei indica essere personaggi di spicco dell'associazione. Certo. E quindi qual è la... Qual era? Gli ho detto che era quello. Certo, non è che poteva la magistratura far capire un uomo d'onore che non sa, insomma, era il massimo, quindi man mano dovevo dare anche alla magistratura, è giusto che davo, però nello stesso tempo io cercavo di recuperare i miei figli, perché certo, ho capito anche che i mandati di cattura li facevano dopo 20 giorni. Io questo lo capisco, però lei mi sta dicendo io non parlavo di droga perché mi preoccupavo, non parlavo di omicidio. Ora le dico, non è vero che lei non ha parlato di omicidi all'inizio. Io sto spiegando.
questo che lei sta dicendo. Ma è in contraddizione con quello che lei dice, signor Samperi. Resta la contraddizione, ne pigliamo atto. A proposito della standa, lei nel corso qui dell'esame ha detto che è stato lei ad occuparsene personalmente anche attraverso l'ausilio dei ragazzi che lei dirigeva. Dico bene? Sì, benissimo. Io le contesto però che lei in data 7 gennaio, ore 16:50, pagina 5, dice, dopo aver detto si decise di compiere una serie di attentati, non so esattamente chi siano stati gli esecutori materiali degli incendi, a cominciare da quello che ha distrutto completamente la sede della standa. Che mi dice, signor Samperi? Dico che invece io lo so chi erano stati, so chi eravamo, magari volevo dire chi ha acceso il fiammifero. Voleva dire che non sapeva che era acceso il fiammifero. Io so chi eravamo, perché io c'ero presente. Scusi. Allora forse lei io non l'ho letta bene, o lei non mi ha prestato sufficiente attenzione. Lei ha detto non so esattamente chi siano stati gli esecutori materiali degli incendi, a cominciare da quello che ha distrutto completamente la standa. Ora, signor Samperi, lei è persona sufficientemente istruita per non capire che quando si dice gli esecutori materiali si fa riferimento specificamente e direttamente a chi appiccò l'incendio, cioè a chi organizzò tutta diciamo, l'attività che portò poi alla distruzione, tant'è che lei dice... Io me la sono sbrigata sta cosa. Ma perché qui ha detto che lei non ne sapeva niente? Non mi ricordo perché ho detto che non ne sapeva niente, magari appunto per sempre... non lo so. Mi sembra strano. Con suo... Strano, c'è la sua firma, non mi ci mancherebbe, ci sono due se pubblici, ci sono due pubblici, non è che è l'intenzione dei magistrati, ma in questo non lo metterei in dubbio. Presidente, io ovviamente sulla parte poi mi riservo del verbale. Suo cognato Grancagnolo Carmelo, lei ha detto che l'ho incontrato il 4 febbraio, il punto è stato oggetto di ampia disamina per quello che mi riguarda, quindi io non ci toso. Io però vorrei sapere, siamo al 4 febbraio del 93, lei da quanto tempo non lo vedeva il suo cognato? Dall'ultimo colloquio che abbiamo fatto a Bicocca, se non vado là. Qual era il tempo, la data di questo colloquio? Credo sia stato nel 92. Quindi diciamo, male, quindi diciamo che forse gliel'ho fatto l'ultimo addirittura a Cuneo. Quindi diciamo che non dico cosa inesatta se dico che lei rispetto al febbraio 92 suo cognato non è che non lo vedesse da anni, non lo vedeva da mesi. Sì. Quindi diciamo avevate avuto anche nel periodo immediatamente precedente possibilità di parlare di cose familiari e di quant'altro? Ma guarda, sì, anche, certo. Perché, dico, se lei lo andava a trovare, dico, qual era la visita dei colloqui? Ma la visita dei colloqui... mi scusi, la visita dei colloqui, la ragione... Aspetta, la ragione dei colloqui qual era? Ma la ragione era tanto che lui si godesse la famiglia, il colloquio, la moglie, eccetera. Poi se c'era qualcosa da discutere, dopo in secondo tempo la discuteva con me. Ora io dico, mi sembrerebbe strano che lei, che sostanzialmente ha sostenuto che si è incontrato prevalentemente per cose familiari in un colloquio anomalo, sì, quando invece lo incontrava in maniera normale, non parlasse soprattutto di cose familiari, o quella volta parlava invece di cose illecite? No, avvocato, che le cose familiari le ho spiegate dopo che io iniziai a collaborare. Mi scusi, l'ultima parte non l'ho sentita. Le cose familiari? Glieli spiegai a lui a Re Bibbia dopo che io iniziai a collaborare. Prima invece non gli aveva mai parlato di cose familiari? No, assolutamente. Ma allora di che parlavate? Commentavate i fatti illeciti che erano accaduti? Sì, io cose nostre, cose diciamo anche del suo gruppo che lui aveva lasciato, da più o meno, i guadagni della droga, queste cose. Quindi diciamo l'argomento di quelle conversazioni, cioè di quei colloqui normali al carcere, era un argomento
afferente diciamo, a episodi, a fatti delittuosi che vi riguardavano direttamente o indirettamente? Sì. Lei ha parlato di Aiello Vincenzo, Sì. lo conosce personalmente? Certo, Lo ha incontrato? sì, più di una volta. Quindi sarebbe in grado di descriverlo. Io Certamente. allora le chiedo, lo Aiello che lei ricordi, ha qualche difetto fisico nella faccia, nelle gambe? Non è che lo incontravo nudo, vestito lo incontravo. Io per carità non le chiedo se lui ha difetti fisici nelle, ma sta dicendo la pancia. nelle parti coperte, la faccia si vede, non è che la faccia. No, Le sto dicendo dei difetti fisici visibili, ovviamente, non le voglio dire se ha un neo su qualche gluteo o qualcos'altro, dico difetti fisici. non me lo ricordo di difetti fisici. Non ricorda Io niente di posso disegnare com'era. No, io so Un personaggio grandissimo, Samperi. baffone, che ne posso dire? Sì, io sto dicendo, lei non è in grado di, non ricorda Le posso anche dire, guardi, che l'ho incontrato. però mi basta, non L'ultima dai, l'ha già volta detto, siamo non l'ha stati incontrato. nella stessa aula a Catania, al tribunale, all'Assemblea della Terza, dove me mi facevano il processo Panarello e lui era là per un assegno rubato che sudava come un pazzo perché era preoccupato, non sapeva se quelli accusarli o meno, si figura. Perfetto. Di quella storia dell'83 lei dice che avrebbe aiutato la latitanza di Santa Paola. Lei in quel periodo, anche secondo il suo dire, non Già era- conoscevo lui. Sì, dico, ma questa circostanza dico, lei non era uomo d'onore in quel momento. Credo Era una che- circostanza che lei ha preso successivamente. No, lui veniva già nella scuderia, quando io ancora non ero uomo d'onore, lui veniva a incontrare Piero, parlava sempre con Piero e parlava di ambasciate di Nitto, di queste cose. Ma perché, scusi, Piero non lei ha detto che aveva, secondo sempre il suo dire, ha detto che aveva la possibilità di incontrarlo, lo andavate a trovare insieme, ci andavate spesso, che motivo aveva di portare ambasciate, se come dice lei parlo prima Puglisi si recava quasi giornalmente da Santa Paola? Guarda, io parlo prima, vabbè, che vuol dire? Se Piero non può dire questo, perché Santa Paola serve. questo l'ha anche detto lei, non l'avevo- Sì, infatti non può dire se uno ci andava tutti i giorni a Santa Paola, anche dopo un'ora che se ne è andato non potevamo andare a dire qualcosa a Piero. Ah, ho capito, quindi avevano questa necessità di contatti continui. Ma dico lei, da Santa Paola che a casa sua, Piero. questo ma comunque, vabbè, lasciamo stare. Dico, lei però non ha saputo indicare la casa su specifica domanda del pubblico ministero, quindi io devo ritenere... La casa dove, quando gestiva Avello? Sì. No, non lo so io dov'è. Per questa circostanza, quindi, chi gliela disse? Il Puglisi? Gli ha detto Il qualcuno? Puglisi di Santa Paola ne parlava come se era suo padre, come tutti i giorni. Non diceva Nitto, diceva sempre lo zio Affio, questi erano i nomi. Chi è che ne parlava così? Puglisi. Puglisi. Sono andato dallo zio Affio, sono andando qua, ci devo portare l'acqua, ci devo portare questo, tutto, sempre. Ma non è che lo sapevo solo io, ma anche... Va bene. Senta, lei un'ultima domanda e poi credo di aver concluso. Lei ha riferito che avrebbe avuto da Aiello i soldi per il funerale di Popoane. Sì. Io le contesto che... Me li mandò Pompiero comunque, se lei è questo che vuole contestare. No, io contesto che lei questa specifica circostanza finora non l'aveva mai dichiarato. Che lo sto dicendo? L'ha detto ora per la prima volta. A me interessa. Non me li ha dati nelle mani, ma me li mandò Pompiero Pugliesi. Va bene, non ho altre domande. Presidente. Presidente, posso... Mi scusi, c'è una riserva per quanto... che mi fermo qui. Presidente, Avvocato Napoli. Posso? C'era l'avvocato Passanisi, si era prenotato. Mi scusi Presidente, mi è sfuggita un'ultima... Allora noi facciamo dopo, Presidente. un'ultima Allora, domanda. completi poi l'avvocato Passanisi Sì, e poi sì, l'avvocato Napoli. Senta, lei ha parlato anche di un negozio di profumi che si sarebbe... quando l'avrebbe aperto questo negozio di profumi? Il mio? Era suo o della sua convivente? Uguale, era la stessa Della cosa. stessa cosa. E quando l'avrebbe aperto? Credo che sia stato aperto nel 92. Nel 92. Non ho altre domande. Allora, l'avvocato Passanisi. Settembre, non mi ricordo se era agosto o settembre. Sono avvocato Passanisi.
Signor Samperi, mi può ricordare un attimo rapidamente la data di inizio della sua collaborazione? Gennaio 93. 5 gennaio 93. 5 gennaio 1993. E a parte lei ha riferito di motivi specifici che le sono stati ricordati anche durante i passati controesami, mi può riferire più genericamente quali sono stati i motivi che l'hanno spinto a collaborare? I motivi sono stati, una, perché volevo uscirmi proprio di questa situazione. Ecco, un attimo, si fermi un attimo, poi le farò dire anche gli altri. Perché volevo uscirsene lei? Perché ho visto tante cose storte, cose schifezze, gente morire per niente e tutto questo. Visto cose storte? Già ne ero schifato comunque della situazione. Ma schifato da che cosa? Mi faccia capire. Per la notte di ragazzi che non c'entravano niente, amici che uno se li cresceva e magari dopo venivano ammazzati per motivi, per ammazzare uno doveva morire un altro, tutte queste cose. Ho capito, ma lei da quanto tempo aveva questo schifo, così come l'ho chiamato? Ma già da qualche annetto l'avevo. Da qualche annetto ce l'avevo? Sì. Ma quando lei è entrato a far parte di questa organizzazione, cosa pensava di dover fare lì all'interno? Ma io ero ragazzino quando andai a far parte di questa organizzazione e la mia idea era se può parlare più forte, guadagnare soldi, essere rispettato, tutte queste cose. La cosa che uno che frequenta l'ambiente, la sua ambizione è quella. Ma quando lei iniziò questa forma, diciamo, di collaborazione, quando entrò in un'organizzazione, sapeva che si sarebbero commessi dei reati oppure no? Certo, lo sapevo. E fra questi li facevo comunque i reati. Li faceva. Fra questi reati sapeva che si potevano commettere anche omicidi oppure no? Penso che man mano frequentando poi sì. Lei di quanti omicidi si è accusato? Non mi ricordo di preciso, credo 7-8. 7-8. E di quanti ne ha commessi personalmente? Questi. Questi personalmente, poi ce ne sono altri che magari. Ecco, 7-8 quelli che ha commesso. Non si ricorda se 7-8, no? Non mi ricordo di preciso. Cioè lei non si ricorda se sono 7-8 gli omicidi che ha fatto con le sue mani? Li possiamo nominare e man mano mi devi No, non è problema di nominarli, questo poi ci sarà tempo e modo. E l'ultimo quando l'ha commesso? L'ultimo l'ho commesso, allora, è stato mi sembra Fodi, se non mi ricordo male, o Fodi o Cannavò. E quando? Mi dica. E allora il Cannavò è stato fatto intorno al 90-91, il Fodi 89-90, se non mi ricordo male gli ultimi sono stati questi, non vorrei sbagliarmi. Quindi nel 91 diciamo l'ultimo lei l'ha fatto? Sì, a parte quelli che poi partecipai diciamo in altri omicidi. No, diciamo quello che ha fatto lei personalmente, poi dopo questi ha partecipato anche ad altri omicidi. Sì. E dico, ma lei quando faceva questi omicidi, le è successo commettendo qualcuno di questi omicidi di avere già questi sentimenti che ha espresso poco fa, sentimenti di schifo? Li aveva. E che tipo di reazione? Come mai non iniziò a collaborare allora? Ma non è facile, perché a dirlo così magari è facile, ma uno che c'è dentro, uno che ha famiglia, uno che c'ha, giustamente non è facile. Quindi guardi, io quando sono stato arrestato, se lei vuole arrivare a questo, era imputato per una tentata di rapina a Messina. Aspetti, scusi, signor Samperi, mi scusi, si limiti a rispondere alle domande che le faccio. L'avvocato era pertinente la risposta, lei ha chiesto se in quel momento eccetera. Ecco, io ho chiesto in quel momento, lui mi sta dicendo ora e quindi credo che non sia tanto pertinente. All'inizio del discorso comunque se lo vogliamo fare pertinente, comunque se lei non lo vuole sapere. No, io ci sarei arrivato, però preferisco arrivarci io, ecco qual è il problema, Presidente. Voglio dire, lei intende dire che non è facile iniziare una collaborazione, nel senso che non la si può fare su due piedi? Certo. E che cosa occorre? Perché uno che ha un po' di rispetto verso la famiglia non è che è facile prendere un'iniziativa del genere. Io ho un padre, un grande lavoratore, dove naturalmente l'ho distrutto. Quindi occorrono delle precauzioni? Ci vuole anche un po' appunto, le ripeto, di dignità, di principio verso la famiglia, non magari che se uno è menefreghista, vabbè, mi prende e via, però uno che ha famiglia è anche giusto rispettare la famiglia del suo. Ho capito. Mi dica una cosa, mi ricordi, lei il 5 gennaio del 93 perché cosa era stato arrestato? Con l'ordinanza di custodia cautelare? Già ne avevo una per
Mi sembra che, non mi ricordo che quelle mi è arrivata prima, una di Messina, una tentata rapina e una per associazione. Ecco, ma quindi lei quando fu arrestato era latitante? Sì. Oh. Lei ha detto che iniziò a collaborare all'indomani, la sera stessa? La stessa sera. La stessa sera, quindi lei già si preparava alla collaborazione? Io passeggiavo a Catania. Sì, lei passeggiava. Io li aspettavo da un momento all'altro. Ma quindi si era preparato alla collaborazione? Lei? Certo. Ecco, si era preparato nel senso che aveva preso quelle precauzioni. Già lo pensavo dentro di me, avvocato, poi al momento che sono stato arrestato l'ho fatto. No, il fatto che lo pensasse lo immagino, siccome lei ha detto che non si può collaborare se non si prendono delle precauzioni, voglio dire, lei queste precauzioni le aveva già prese? No, devo dire la verità, no. E allora scusi, com'è che immediatamente appena arrestato ha iniziato a collaborare? Perché poi pensai alla mia famiglia che qualcuno poteva anche rischiare col mio arresto e tutto questo mi ha fatto decidere di collaborare. Quindi allora diciamo che come principio di ordine generale occorrerebbe organizzarsi, ma lei non lo fece? Cioè, ma io non potevo fidarmi neanche della mia famiglia e dirle sai io voglio collaborare, perché forse non si rende conto che significa ci vuole proprio, neanche lui stesso si può confidare con la stessa persona, neanche pensarlo, già uno pensarlo ha paura, io voglio collaborare. Ma da quanto tempo ci pensava lei? Ma da qualche annetto già ci pensavo. Da qualche annetto. Lei da quanto ma tempo... no, poi a livello che proprio volevo collaborare, all'inizio addirittura volevo andarmene dall'Italia, volevo andarmene. E l'avrebbe potuto fare? No, come lo facevo, perché Cosa Nostra mi trovavo ovunque io andavo, quindi... E mi dico una cosa, lei ha detto che quando fu arrestato era latitante, da quanto tempo era latitante? Da pochi mesi, dal settembre se non mi ricordo male. Ma lei fu arrestato, nel senso fu un incidente o si fece arrestare in fondo? No, guarda, io li aspettavo, io li ho anche viste, prima che loro assaltassero. Dove l'arrestarono? In una villa in via Medea. Dove lei era nascosto? Sì, nascosto, sì che ero nascosto, io ci giocavo a carte in una bisca, lei si figura un latitante che sta in una bisca, che vengono persone sempre a giocare, non è che sta facendo il latitante, sta giocando. Sì, ma questo lei lo faceva... Il latitante si va a nascondere in un buco dove non lo sanno tutti, lo sapevano tutti che ero latitante, io facevo il gioco d'azzardo, si figura. Ma senta, ma lei questo lo faceva, questa mancanza di precauzione era dovuta al fatto che si voleva fare arrestare? Sì, sì. Quindi nel momento in cui lo arrestarono lei lo aveva già deciso che se l'era detto appena mi arrestano comincio a collaborare? L'avevo pensato, non ho detto, non lo potevo dire a nessuno. No, se l'era detto, io dico se l'aveva detto a se stesso. Sì, non aveva parlato... con la stessa paura comunque, sempre che tra me stesso avevo già paura, già tremavo. Ho capito, non aveva parlato con nessuno. No, assolutamente. Mi dico una cosa, prima del suo arresto, dall'inizio della sua collaborazione, c'erano stati già altri episodi di collaborazione nell'ambito della sua organizzazione? Sì. Sì. Un certo Di Mauro e Navaria Antonino. Di Mauro Giovanni? Sì. Lei lo conosceva? Forse di vista, qualche volta l'ho visto. Non mi ricordo una notte, mi fu presentato in un bar. E Navaria lo conosceva? Sì. Ma questi hanno parlato di lei? Mi è arrivato un mandato di cattura a me, di Navaria, non mi ricordo di Mauro. E mi dico una cosa. Ma che potevano dire? Associazione, avvocato, che potevano... No, ma io non le sto dicendo nulla. Si figura, associazione. Sì, va bene. Ma mi dico una cosa, da quando ci fu questo fenomeno dei collaboranti, chiamiamolo così? Ma quale fenomeno? Dove era questo fenomeno? Navaria e Di Mauro. Forse fenomeno non le piace, va bene. Ma Navaria e Di Mauro, scusi, avvocato. Ma lei sapeva che in altre organizzazioni di tipo criminale c'erano state altre pentite a Catania o fuori Catania? Ne aveva sentito parlare? Sì, certo. Sempre... Allora, mi consente di chiamarlo Buscetta, fenomeno? si parlava di Buscetta, di Calderone. Da quando ci fu questo fatto dei pentiti, all'interno della sua organizzazione si utilizzarono precauzioni di tipo diverso rispetto a prima? Cioè, si parlava di meno, per esempio? No, non credo. Assolutamente niente? A me mi è passato tutto normale. Ma lei non le passava per la testa che qualcuno a cui lei magari raccontava qualche cosa si sarebbe potuto pentire di lì a E poco? allora lo devo fare con tutti, avvocato, da Santa Paola al picciotto così, diciamo, di passeggio. dico, ma lei non devo fidarmi di più di nessuno. Ma lei non si poteva fare questo, se no era finita. Voglio dire, ma ci furono precauzioni maggiori oppure... Io non me ne ricordo, per me è tutto normale. Anche perché la preoccupazione tra il Navaria poteva averla in particolare il gruppo Mappassotto e Di Mauro la stessa cosa. Santa Paola questi problemi non ne aveva da Navaria e Di Mauro, dormivano tranquilli. Ho capito.
Mi dica una cosa, lei ha riferito di essere a conoscenza di tutti i luoghi nei quali Santa Paola è stato latitante. Tutti dove io sono stato. Tutti quelli in cui lei è stato, certo. Lei di questi luoghi ne ha mai parlato con qualcuno? No, ci mancherebbe. Cioè, assolutamente non le riferite mai a nessuno? No, ma assolutamente. Quando io ero dentro rispettavo queste cose. Ho capito. Neanche con suo cognato ne ha mai parlato? No, che io mi ricordo no. Nel senso, ne ha mai parlato o non si ricorda? Che io mi ricordo dove ho detto a mio cognato, sai, Nitto abita qua, non me lo ricordo. Ma potrebbe essere? Non me lo ricordo, può darsi, magari, perché con mio cognato c'era un rapporto bello di fiducia, si figura. Ok, quindi suo cognato non era un l'aveva con il mio cognato, anche lui un bel rapporto, di disse tutto. Sì, ma suo cognato non era uomo d'onore? No. Non era uomo d'onore. Quindi lei se gliel'ha parlato di questi luoghi... Era in difetto già. Come? Era in difetto. Era in difetto? Certo. Ma l'ha fatto perché aveva particolare fiducia in lui? Certo. Quindi era una cosa che non avrebbe dovuto fare? No, non potevo farla. Non poteva farla, però l'ha fatta. Sì. Suo cognato non era uomo d'onore, mi pare. No. Lei sa perché non lo era? No, non lo so. Non lo sa. Mi dica una cosa, lei ha detto di essere uomo d'onore, ha riferito di numerosi uomini d'onore, ha parlato di una sorta, non so come dire, di riunione, di cerimonie per diventare uomo d'onore. Non era cerimonia, sì. Per diventare, nel momento in cui si veniva fatti uomini d'onore. Lei, a parte la sua, ha partecipato ad altre? Mai. Ma normalmente a queste cerimonie chi partecipava? Santa Paola sempre. E poi? E quelli che devono essere battezzati e più altri, diciamo che se sono 3-4 non possono essere uno solo, se no deve essere automaticamente, deve essere unico padrino. Ci vuole una specie di testimoni, insomma. Va? Diciamo di sì. E chi partecipa? Può partecipare chiunque? Chiunque è uomini d'onore, stiamo parlando. Debbono essere uomini d'onore. E lei come mai non ha mai partecipato? Non mi interessava, non mi è stato dato l'invito e non mi interessava partecipare. Quindi. Non le sarebbe interessato partecipare? No, se mi invitavano con piacere, non mi hanno mai detto e non ci sono mai andato. Okay. Comunque non gliel'hanno mai detto? No, di andare no, assolutamente. Senta, mi può chiarire un poco che differenza c'era nell'ambito dell'organizzazione fra una persona che era avvicinata e una che era affiliata? Guardi, un avvicinato è uno che sta vicino all'organizzazione senza stipendiato, poi c'è l'affiliato e l'uomo d'onore, diciamo. Ma ne fa parte l'avvicinato? Sì, in un certo senso sì, dipende di in che senso viene gestito questo avvicinato. Lei me lo deve dire in che senso? E appunto, ci sono avvicinati che servono per certe cose, dico più importanti, avvicinati che servono magari per andare a comprare sigarette, dipende. Ma voglio dire, togliamo di mezzo la categoria degli uomini d'onore che naturalmente fanno parte dell'organizzazione. Resterebbero gli avvicinati e gli affiliati che non sono uomini d'onore. Sono stipendiati. Ecco, la differenza quindi consiste nello stipendio. L'avvicinato, allora, si incomincia così, si incomincia quando uno piace un ragazzo che si vede che sia scaltro, abbastanza attivo, si avvicina, si frequenta e poi si dichiara. Sì, e nel momento in cui si dichiara riceve lo stipendio? Si dichiara, sì, si diceva. No, ecco, allora la differenza fra l'avvicinato e l'affiliato che è stipendiato, oltre allo stipendio, è il fatto che si è dichiarato ufficialmente appartenente al gruppo. Sì. Ho capito. Quindi diciamo che un fatto formale c'è pure in questo caso. Certo. I suoi rapporti con Puglisi Pietro quali erano? Come erano? Ottimi. Ottimi rapporti? Abbastanza. Lei quando l'ha conosciuto? Ma Piero l'ho conosciuto io molti anni fa, ancora io non facevo neanche parte dell'organizzazione, io rubavo assieme a Franco Morales, un certo Pippo Pepe, questi ragazzi della barriera del Bosco. Io andai allora assieme a questi nella casa del Mappassotto per vendere un carico di medicinali. Scusa, che significa per vendere un paio di medicinali? Perché loro il Mappassotto si interessava a vendere questi carichi più importanti. Ah, ecco, erano medicinali rubati, ho capito. Certo, non è che erano comprati in farmacia. No, non lo so. Non ho idea se le rubasse nella farmacia, vado avanti. Era un carico di medicinali, vuol dire un camion, no? Guardate. Sì. E allora? E così là ho visto Piero per la prima volta.
Poi mio cognato Convegnolo entrò in questa organizzazione prima di me e poi io, assieme a Cambia Giovanni e mio fratello Affio, pregando mio cognato di farci entrare in questa organizzazione, lui all'inizio era negativo, non voleva, e noi tanto abbiamo fatto che ci siamo riusciti. E da lì cominciai a frequentare più. E che anni siamo? Siamo nell'82-83. Quindi lei l'ha conosciuto nell'82-83 Puglisi? Ancora prima. Ancora prima? Sì. Quindi nell'82-83 quando lei è entrato nell'organizzazione? Cominciai a frequentarlo. Quando ha cominciato a frequentare l'organizzazione ha cominciato a frequentare Puglisi. E dove lo frequentava in quel periodo? All'Etna Bar. All'Etna Bar. Senta, mi dica una cosa, mi pare di aver capito dalle sue risposte che in ogni caso suo cognato Grancagnolo entrò nell'organizzazione prima di me. Addirittura lei lo chiese a lui di entrare. Sì, sì. E nonostante questo lui non era uomo d'onore, lei non se l'è mai posto il problema? Perché No, assolutamente, avvocato. Ma perché non se lo poneva il problema? Non lo voglio sapere perché. No, non mi pare interessava. strano che lei se non se lo ponesse il problema. Non lo so. Cioè, ma non avete mai parlato fra di voi? No, è perché giustamente io venivo da lui, venivo da me, perché tu sei uomo d'onore, queste cose non si discutevano. Non si discutevano. Mi dica una cosa. Sì. Lei era uomo d'onore e suo cognato non era uomo d'onore. Sì. Che differenza c'era fra voi due all'interno Sì, io mi potevo incontrare con Nitto e lui no. Oh. Quindi semplicemente questo? Come paragone, come diciamo base, era già importante questo. Io potevo sapere diciamo delle cose ancora più importanti, lui poteva magari saperle di seconda persona. Quindi lei era un poco più importante di suo cognato? Ma se così si può dire, ma mi creda che era più importante lui che io. Allora non ci siamo capiti, scusa. Sì, ci siamo capiti benissimo, ma io lo voglio dire. Allora non l'ho capito io. Che lui attivava ancora più di me, questo lo voglio dire. Ma voglio perché dire... lui era quello che si incontrava con tutto Catania, con tutte le ma non poteva incontrare Santa Paola? Sì, certo. Ecco, questo Santa Paola, quindi non l'ha mai incontrato suo cognato Santa Paola? Credo di no. Credo di no. Ma mi dica una cosa, quindi, ma dal punto di vista della gerarchia, lei aveva fatto un passo avanti rispetto a suo cognato. Sì. E però lei di questo fatto con suo cognato non ne ha mai parlato. No. Vabbè. Mi dica una cosa, per quanto riguarda l'incendio della Standa, sì. Lei, così come le è stato contestato, in un primo momento, e c'è nel verbale del 7 gennaio del 93 a pagina 5, e la contestazione che le è stata fatta, disse che non conosceva chi erano stati gli esecutori materiali. Ma come potevo non conoscerli che l'ho fatta io, assieme a Giovanni? Mi dica una cosa, signor Samperi, lei quando firma i verbali li legge prima certo oppure no? Allora leggo. se li legge, è suo questo verbale oppure... Certamente, sicuramente. Glielo facciamo, Presidente, glielo facciamo leggere... Certo che glielo leggiamo. Allora. E anche la parte successiva, avvocato. Io leggo la parte che mi riguarda, signor Pubblico Ministero. Si decise allora di compiere una pagina 5, una serie di attentati ai danni dei negozi Standa così da costringere il Berlusconi a pagare il pizzo, fra virgolette pizzo. Se ricordo bene questa iniziativa venne presa dopo aver contattato il direttore della sede di Catania, il quale aveva manifestato il proposito di non acconsentire a tale richiesta. Non so esattamente chi siano stati gli esecutori materiali degli incendi, a cominciare da quello che ha distrutto completamente la sede della Standa. Lei le ha dette queste cose o non le ha dette? Ma se sono scritte le firmate sì, sicuramente. Quindi lei il 7 gennaio del 1993 non sapeva chi erano gli esecutori materiali. Ma questo lei è già stato contestato. A pagina 4 dello stesso verbale lei riferisce della riunione nella quale si decise di fare questi incendi, questi attentati alla Standa. Sì. Lei cita le persone che hanno partecipato alla riunione, non cita il Puglisi Pietro. Come mai successivamente ha detto che c'era Puglisi Pietro a questa riunione? Guardi, ci siamo sempre tutti di solito, perché la riunione della Standa non è che è stata fatta una singola volta, avvocato, ma tutti i martedì se ne parlava, perché tutti i martedì si dovevano portare i risultati, io ho generato questa, io qua ho avuto problemi, io a decidere non bisogna ricordare, questo era. Samperi, lei oggi può dire tutto quello che vuole? No, è così, avvocato, perché non si poteva discutere una singola volta il discorso Standa, il discorso Standa si doveva portare poi i risultati, il martedì dopo si deve portare i risultati. Sì, Samperi, questo ce l'ha detto più volte, insisto però nel dirle che lei il 7 gennaio del 93 parlò di una sola riunione, cita anche il luogo in cui questa riunione fu fatta, e lei
delle persone che partecipavano. Le base, però il partito certo da una riunione a questa discussione e poi si continuò, è normale, non è che si Lei fece una usa riunione e l'espressione, Samperi, lei usa l'espressione in particolare, l'iniziativa, parla degli incendi stand, venne deliberata nel corso di una riunione che si tenne, dice, tempo, sì. dice dove si tenne la riunione e chi partecipò. Lei all'epoca non menzionò il Puglisi Pietro, per questo le voglio semplicemente. Magari mi è sfuggito, non posso dire. Lei era un importante o non era un importante Puglisi Pietro? Nella sua Certo che era importantissimo, era Pietro. Pietro era molto importante. Sì, mi può dire, lei ha fatto riferimento a una riunione, a un incontro che poteva anche finire male, che fu fatto per fare una pace col gruppo Pillera. Certo. Ecco. Lei mi può dire quando avvenne questa riunione? Preciso non so essere, però credo che sia stata fatta tra l'82 e l'83. Non sa essere preciso? 83 credo. Faccio lo sforzo. Credo sia stato l'83. Nel 1983, in che periodo dell'anno? Non me lo ricordo. Non se lo ricorda? Credo che era estivo comunque. Era nell'83, sicuro lei? Sicuro, credo che sia stato l'83. Quindi molto probabilmente estate dell'83. Sì. E per quanto riguarda quell'acquisto di sostanza stupefacente da Madonia, lei sa quando avvenne questo acquisto? Quale, avvocato? Lei ne ha parlato di uno. Ce ne sono tante. Fatto... Quando parlo di Madonia parlo di tante. Mi scusi, il primo? Perché io stesso fece. No, che ha fatto lei. Chi l'ha fatto? Il gruppo fece, da. Il gruppo, nell'83. Scusate. Lei ha detto che i rifornimenti di sostanza stupefacente avvenivano esclusivamente attraverso un canale. Lei ha detto che il Puglisi si decise di rifornirsi una volta da Madonia. Sì, ecco. Quando avvenne questo acquisto? Avvenne, glielo dico subito, prima che venisse arrestato Madonia, un po' di mesi prima, tra il 90 e 91 credo. Pochi mesi prima? Che venisse arrestato Madonia. Pochi mesi prima che venisse arrestato Madonia. Quanti furono questi acquisti da parte dei Puglisi di sostanze stupefacenti? Questa qua me la ricordo perché il Lucio Tusa, il nipote di Madonia, veniva a lamentarsi da me in quanto il Piero Puglisi ritardava i pagamenti e questo veniva tutti i giorni da me e io tutti i giorni riferivo a Piero. Sì, mi dica una cosa, quanto fu il quantitativo acquistato? Non lo so, non è che gli domandavo quando gli devi dare, non lo so il quantitativo. Non glielo diceva la persona che veniva? Non mi interessava, non è che mi interessava, Piero mi deve dare. Mi scusi, lei ha detto che fece da intermediario col Puglisi per sollecitare la lamentela di Tusa ai riguardi di Piero. E lei non sapeva quant'erano questi soldi? Non mi interessava saperlo perché non ci guadagnavo, avvocato. Se io guadagnavo mi diceva scusa, quando ti interessa perché devo avere soldi. Ho capito, non mi interessava. Non le veniva riferito? Assolutamente non mi interessava. Lei ha detto che anche lei cercò di acquistare sostanze stupefacenti? Cercai di acquistare. Infatti ho detto cercò di acquistare sostanze stupefacenti da parte di Madonia, ha detto. Sì. In che periodo avvenne questo fatto? Sempre prima che veniva arrestato Madonia. Ma prima o dopo? Prima. No, prima dell'altro acquisto, dico. No, prima, dopo l'acquisto di Piero io cercai di acquistare anche io. E l'acquisto di Piero lei ha detto che avvenne 2 o 3 mesi prima dell'arresto? Un po' di mesi, non ho detto né 2 mesi, non ho detto né 2 né 3, questo sto dicendo io ho detto un po' di mesi prima. E quanti sono? Cerchiamo di ricordarci quanti. Si ricorda preciso, poi lei posso ricordare i mesi e i giorni, io se non ricordo cosa ha mangiato 30 giorni fa. Può darsi la stessa cosa, però mi fa domanda di $1.000.000, poi faccio ricordarmi il mese. Signor Samperi, mi scusi, lei consentirà che quello che ho mangiato io 30 giorni fa è meno importante di mi scusi se sono stato forse un benvedente, però non mi faccia ricordarmi, se io già come punto porto Madonia, l'arresto prima di Allora, signor Samperi, lo aiuto io, d'altra parte il mio compito è anche questo acquisto da parte di Puglisi. Stia attento per il suo cliente se mi aiuta. Prego? Stia attento per il suo cliente se mi aiuta. Perché dovrei stare attento? Perché può essere anche pericoloso aiutare un pentito. In che senso? Ma lo chiarisca. Un avvocato che aiuta un pentito. Tenga da entrare in colloqui diretti con... Presidente, allora deve invitare lui. Perché non è accettato che un avvocato aiuti un collaborante contro il suo cliente. Solo questo.
non è che io volevo, diciamo, entrare. lei fa la sua buona persona molto bene, cerchi di fare la mia male. Sì, avvocato, ci mancherebbe. Allora stia zitto e risponda alle mie domande. Se lei mi dice di sforzarmi, Risponda alle mie domande. scusi, avvocato. Prego. Torniamo a questo punto. Questo acquisto da parte di Puglisi della sostanza stupefacente è avvenuto qualche mese prima, avvenne un anno prima? No. 6 mesi prima? Forse. Forse vuol dire più o meno? No, circa 6-5 mesi prima. 6-5 mesi. Il suo tentativo di acquisto di sostanza stupefacente quanti mesi prima dell'arresto di Madonna Indenne? Giorni. Prima, un po' di giorni prima che venisse arrestato Madonia, perché già io ho preso l'accordo con Lucio e lui venne da me a dirmi che non si poteva fare più niente in quanto avevano arrestato suo zio. No. Ma quando fu arrestato Madonia? Se lei se lo ricorda? Sì, credo che sia stato nel 92, mi sembra. Che periodo? Il periodo non lo ricordo, non mi ricordo, il periodo metà 92, non mi ricordo preciso. Mi ricordo in particolare Porsche, queste cose mi ricordo perché poi li ha prese anche dal giornale, il Lucio era proprio giù di morale perché lui era molto affezionato a suo zio, mi ricordo. Va bene. Mi dica un'altra cosa, lei ha riferito di un episodio particolare, specifico, lei sarebbe andato assieme al Pietro Puglisi a casa di persona che lei ha chiamato Mario Turco per prendere del fumo, per prendere il fumo che dovevate acquistare. Sì. Quando avvenne questa cosa? Questo avvenne molti anni fa, sto parlando intorno all'83, 84, molti anni fa. Molti anni fa. Ma lei la saprebbe descrivere questa casa? Guarda, sono delle villette a schiera. Però la casa precisa non la ricordo, già dei garage. E la casa si trova salendo per andare verso il Canalicchio, dopo il rifornimento a destra dove c'è vicino in questa strada un ristorante, in una traversa ci sono queste case. Santeri, lei è intelligente e capisce che non è che ci interessa sapere dove è una casa, perché sapere dove abita una persona è facile. Adesso sono stato 13 anni fa, 14 anni fa, posso ricordare, non è che mi interessa a guardare le stanze, le camere. Scusi Santeri, lei c'è stato 13 anni fa, ma sa addirittura che c'era un rifornimento anche il colore dell'esterno della casa. Certo, il rifornimento non si può dimenticare. Si faccia fare delle domande, Samperi. Questa è la sua professione ora. Mi dica una cosa, lei c'è stato dentro questa casa? Sì. E perché non me la descrive? E non riesco a descrivere questa casa, devo dire che sono delle villette a schiera. Questo è l'esterno, Samperi, l'interno mi interessa. Non me lo ricordo, se direi una bugia, se direi una stanza all'entrata, una cucina, una camera da letto, un bagno. Solo in quel caso mi direbbe una bugia. Mi ricordo che aveva del garage. Asteniamoci da commenti. Presidente, a volte si è provocati. No, bisogna evitare di andare sopra il tono con le provocazioni non si raccolgono nell'aula. Ha ragione Presidente, le chiedo scusa. Quindi lei l'interno non è in grado di descriverlo? No. Mi dica una cosa, lei ha parlato di una persona della quale conosce il soprannome, un certo Pagliolo. Sì. Quanti anni ha questa persona? O aveva al momento in cui lei l'ha conosciuta? Allora, questo che dico io avrà nella quarantina, oggi sarà nella quarantina. Ma lei quando l'ha conosciuto? Io l'ho conosciuto, già lo conoscevo da ragazzino, si figuri che lui come di quartiere di Cibali. Sì. E già lo conoscevo di ragazzino perché andavamo nel stessi cinema, eccetera. Poi ancora una volta mi ricordo che io assieme a un mio cugino, Crisiglione Paolo. Aspetti, signor Samperi, mi scusi. Sì, mi sto spiegando come lo conoscevo. No, io non ho chiesto come lo conoscevo, io le stavo chiedendo che età aveva. Lei ha detto oggi dovrebbe avere una quarantina d'anni. Lei mi ha detto come sulle giù volevo, quanti anni poteva avere. Io le sto dicendo anche che l'ho conosciuto anche in particolare che un mio cugino. Mi scusi signor Samperi, ma io gliel'ho chiesto? No, avvocato, io volevo spiegarle magari come. Ma io non gliel'ho chiesto. Va bene, andiamo avanti. Se dobbiamo andare avanti. Se non vuole andare avanti dipende da lei. No, si figuri, io sono qua dipende da lei, sa? Collaborare con la giustizia, sono qua per questo. Esatto, benissimo. Allora, lei ha parlato di un certo Salemi, se lo ricorda? Sì, certo. Ecco, me lo saprebbe descrivere? Sì, un ragazzo scuro di Corneggione, età mia, all'incirca qualche anno forse in più, fioraio di Piazza Antonio della Guardia. No, la descrizione fisica, non quello che fa. Alto, le posso dire 1,70,
Questo è. Ma ha caratteristiche particolari? Non mi ricordo. Non lo so, per esempio zoppica, una gamba che non gli funziona? No, non me lo ricordo. Non si ricorda niente di particolare? No. Assolutamente nulla? No. Guardi, Ma questo, lei ha lo parlato... conosco bene, si figuri, io facevo il suo stesso mestiere del Salemi. E questo lei faceva... Però non mi ricordo se zoppava, non me lo ricordo. Non se lo ricordo. Ma lei quante volte l'avrà visto? Ma lo vedevo spesso a Picanello in via Caduto del Lavoro. Che cosa c'è in via Picanello in via del Lavoro? Loro si erano fatti anche un ufficio pratiche macchine rubate. Ufficio pratiche macchine rubate? Uno andava a fare l'ordinazione, proprio un ufficio aveva tutti gli effetti, dove uno andava a comprarsi una macchina rubata o dove uno interessava una macchina o quando uno cercava una macchina. Ho capito, ma questo ufficio dov'era? Era quasi di fronte all'autosalone di parrucchiere, di Salvatore. Sì. Ma cos'era, un primo piano, un piano terreno? Era quasi una specie di piano rialzato. Un piano si entrava, sì, era bassino, diciamo, non era. Ma si entrava da un'autofficina, dalla via Caduto del Lavoro si entrava, un'officina quasi attaccata c'era, sì, di macchina meccanica. Questa era ma lei c'è andato in questo ufficio? Una volta. Una volta, dico, si entrava da una scala condominiale? No, dalla via Caduto del Lavoro proprio c'era una specie di porta a finestra, diciamo, non mi ricordo bene. Comunque non si entrava né portone né niente, si entrava e si era già nell'ufficio dalla parte della via Caduto del Lavoro. Ho capito, va bene, io ho finito, Presidente. Presidente, posso? Abbiamo ceduto il posto all'avvocatessa Viscuso. C'era l'avvocato Marino però che se doveva intervenire. Anche Marino nella cavalleria. Il mio loro chiesto. Tutti Avvocatessa cavalieri. Viscuso? Grazie, signor Presidente. E allora, signor Samperi, lei ha parlato dell'omicidio di tale Amato. Sì. Ho detto anche Melo Ubbiondi. Sì. Senta, lei ricorda quando ha parlato per la prima volta all'autorità giudiziaria di questo omicidio? Non mi ricordo di preciso. Lei ricorda, signor Samperi, se quando venne sentito nel tentato omicidio ai danni di Greco Luciano nel giudizio di appello, sì, ne aveva già parlato? Non mi ricordo proprio adesso. Comunque lei con quale autorità giudiziaria ne ha parlato? Con Catania sicuramente. Con la magistratura? Sì. Con Catania sicuramente. Quindi con la procura di Catania? Certo. Lei, su domanda del pubblico ministero, il quale le ricordava di avere già reso dichiarazioni di questo omicidio nel processo cosiddetto Santa Paola +3, ed esattamente le venne sentito il 17 febbraio del 1995. E ne parlò, questo riferimento vale per il pubblico ministero, a foglio 12 di questo verbale. Dicevo, lei adesso, l'altro ieri, ha chiarito di avere sbagliato nell'ambito del processo Santa Paola +3 quando ha riferito che l'omicidio commesso ai danni dell'Amato era stato il suo primo omicidio quando lei ancora non era uomo d'onore. Sì. È chiaro finora, signor Samperi, questa mia premessa? Ecco, ora io le chiedo, lei come si è accorto dall'anno scorso, ed esattamente il 17 febbraio del 95, ad oggi, che lei si era sbagliato nel collocare questo fatto omicidiario nel tempo? Non è che me ne sono accorto, me ne stavo pensandoci. Perché in effetti il mio primo fu quello del netturbino fatto assieme a Piero Pugliesi. Quindi lei, pensando, ha ricordato che questo era, diciamo, il secondo, cioè non era il primo, sì. Mi scusi, non era il primo. Ora io voglio chiederle questo. Il primo
il primo omicidio che lei avrebbe commesso sarebbe questo del netturbino. Sì. Dico, ma il primo fatto omicidiario è chiaro che lascia un segno nella mente di una persona, o no? Il primo, sì, certo. Allora scusi, com'è che lei allora colloca nel tempo come primo fatto l'omicidio ai danni di Amato? Non lo colloco, sto pensandoci tipo su certe fesserie, se ci arriva, non è che per forza io ho studiato, ho fatto, perché magari pensando, le posso dire, una persona sono arrivato a pensare che prima ho fatto quello. Mi scusi signor Samperi, io le faccio un'altra domanda. Visto che è il primo omicidio che lei commette, è chiaro che ritengo che lei non può non sbagliare. Mi vuole spiegare quindi l'errore? Gli ho detto adesso, magari l'ho pensato, magari pensando nella minima fesseria. Me lo vuole spiegare allora quali sono stati i fatti ai quali lei ha fatto riferimento nel suo percorso mentale che lo hanno portato ad accorgersi di avere sbagliato? Sono stata chiara? Allora c'era Tuccio Salvatore, nel primo. E poi mi ricordo che Tuccio fu arrestato per qualche cosa, mi ricordo trasferito a Roma, fu arrestato a Roma, non mi sto ricordando di preciso, comunque lui ebbe dei problemi con la giustizia. E già su queste cose io sono arrivato che in effetti il primo fu quello e non quell'altro. Ho capito. E là eravamo io... Sì, vabbè, signor Samperi, lei ha già riferito a me, la mia domanda era una... Ma se è il caso posso far trovare anche la pistola di questo omicidio, ce l'ho conservata. Signor Samperi, a me interessa sapere se che lei mi posso dire spiega... come prova, dico, ce l'ho conservata, l'ho sotterrata io e conservata. No. E allora, senta, più volte si è parlato di questo incontro tra lei e Grancagnolo nel carcere di Re Bibbia. Sì. Signor Samperi, questo incontro chi lo ha voluto? Questo incontro? Sì. Io l'ho chiesto questo incontro. Lo ha chiesto lei? Sì. A chi lo ha chiesto? Alle autorità. Alle autorità quali? Giudiziarie o... Alla polizia, se non mi ricordo male, l'ho detto. A quale polizia? Che loro mi gestiva. E chi lo ha gestito, signor Samperi? Per me la polizia, non è che so i precisi. No, dico squadra mobile, Catania, La squadra un'altra mobile, città. la polizia è PS. Squadra mobile di Catania? Non mi ricordo se l'ho chiesto a loro oppure già ero fuori. Allora, se posso sollecitare il suo ricordo, lo chiese al dottore Speranza lei? Non credo. Non credo, non lo sa, non se lo ricorda? Non credo che sia stato lui, perché Lo può escludere? già io stavo fuori a Speranza e non era a Catania quando ho chiesto questo colloquio. Senta, mi vuole spiegare perché lei aveva questa necessità di incontrarsi con il Grancagnolo? Perché dovevo dare delle spiegazioni familiari. E queste spiegazioni familiari... Non gliele posso dire. No, signor Samperi, aspetti, a me non interessano le cose sue familiari. Dico, queste situazioni familiari, erano così urgenti per cui lei non poteva farne a meno? No, non è che io l'ho chiesto un colloquio urgente, portatelo subito, se no faccio pazzire. No, signor Samperi, le situazioni familiari avevano questo carattere di urgenza. Era un peso che io volevo levarmi e incontrarmi con mio cognato, tutto qua. Anche giusto dargli a lui una giustificazione perché io ho fatto certe scelte, questo era una mia idea era questa. Quindi fu lei che chiese che il Grancagnolo dal carcere di Bicocca venisse portato a Re Bibbia? Dico, il luogo dell'incontro Re Bibbia lo scelse lei? Io ho detto sì, non è che l'ho detto proprio a Re Bibbia, che lo volevo incontrare e poi mi hanno detto che in effetti lui l'hanno portato a Re Bibbia e mi hanno chiamato e io sono venuto e sono andato da lui. Senta, lei nel corso della lettura di questa conversazione con il Grancagnolo, ed esattamente su una spiegazione che le chiedeva il signor pubblico ministero, ha riferito che suo fratello Alfio era stato contattato. Sì. Lei mi spiega com'è che è a conoscenza, com'era a conoscenza in data 4 febbraio del 1993 che suo fratello Alfio era stato contattato durante la detenzione. Allora, se io potrei anche spiegarglielo, però onestamente non mi sento di dirglielo perché mettiamo in rischio la vita di una persona. Ho capito.
Lei, mi scusi, può escludere che sia stato suo fratello Alfio, divenuto collaborante, a riferirglielo? Dopo a riferirmelo. Ha capito, signor Samperi, mi scusi, ha capito la mia domanda? La mia domanda? Me la può ripetere? Sì, gliela ripeto. Lei, dico, può escludere che sia stato suo fratello Alfio, divenuto collaborante, a raccontarle questo episodio che si era verificato del contatto? Quando lei diventò collaborante? Sì. No, non credo. Ma lei mi pare che si è incontrato anche con suo fratello Alfio? Sì, una volta cercai di parlarle, lui si prese una sedia in mano, abbiamo avuto un po' di diciamo, parolacce e è finita là. E senta, e successivamente... ho capito, quindi lei andò via e suo fratello le disse che non intendeva collaborare. Assolutamente. Esatto, signor Samperi? Sì. Successivamente a questo suo tentativo di persuasione del Samperi Alfio di collaborare, e quindi io faccio riferimento dal 93 ad oggi, lei poi ha avuto modo ulteriormente di incontrarsi con lui? No, mai. Non l'ha mai? Mai. Non vi siete mai visti? No. Non siete mai stati insieme? Mai. Lei è sicuro di questo, signor Samperi? Al 100%. Sicurissimo. Mi ha visto lei avvocatessa? Non lo so, signor Samperi. Lei mi ha visto mai con lui? Io non credo di averla vista, signor Samperi. Se l'avessi vista... mio fratello, avvocatessa. Anche se non c'è niente in contrario, se io potrei incontrarlo mi scusi, signor Samperi, innanzitutto lei non può porre domande a me, sono io che gliele pongo. Certo, avvocatessa. Esatto, certo. Quindi andiamo avanti. Certo. In ogni caso lei stava dicendo non ha, un divieto di vederlo, l'autorità giudiziaria o il servizio di protezione. Sì. Le ha mai vietato espressamente di vedere o Grancagnolo o di incontrarsi con Grancagnolo? Da quando lei è collaborante? Ma io non ne ho mai parlato. O di incontrare suo fratello Alfio? Lei ha un divieto? No, assolutamente. Va bene, andiamo avanti. Io sono libero come credo che sia mio fratello e non credo che non ci sia niente in contrario, se potrei anche incontrarlo. Con tutto ciò non l'ho mai incontrato. Signor Samperi, senta. Lei, sempre con riguardo a domanda del pubblico ministero, nel corso del dialogo con il Grancagnolo parla di Navarria Antonino, inteso un pupillo, sì. E spiega che il pupillo avrebbe commesso un omicidio. Me lo legge per favore? Sì, glielo leggo, aspetti un attimo. Esattamente. E il foglio 14, lei a un certo punto dice chi sto ammazzava un cristiano, il pubblico ministero le chiede, il Navarria. C'è scritto Navarria? Sì, il pubblico ministero le ha chiesto scusi, questo era il Navarria, lei dice sì, questo avrebbe commesso un omicidio. Ora io le chiedo quale omicidio avrebbe commesso il Navarria? Se lei mi legge per favore questa registrazione io posso essere utile. Aspetti un attimo che proprio ritorno sull'appunto, a me però interessa la risposta. Lei me la deve leggere però sì, adesso. Sì. Io le devo leggere perché il pubblico ministero cominciò a leggerle la pagina 13 dove si parla dell'arresto di una madre e di un figlio. Comunque ma perché Somacci è fuori. Sopacci può ammazzare a uno e lei qui rispose no, ma non poteva mai essere il padre di Navarria perché lui non faceva queste cose. Parliamo in italiano dopo adesso?
Prima in siciliano e poi in italiano? Sì. In italiano sono queste frasi scritte. No, guardi, lei dice suo padre porta a ammazzare a uno. Ma suo padre chi? Suo padre, quando il pubblico ministero glielo ha chiesto, lei spiegò che non era il padre del Navarria. No, io dissi che il padre è una persona per bene che non credo che potesse ammazzare una persona. Benissimo. Non è che ho detto no, non è il padre, ma potrebbe essere Navarria, come sta dicendo lei. Scusi, lei dice una volta ammazzò un cristiano chi? Ma chi? Ma lei ha detto che il Navarria ha risposto al pubblico ministero che era il Navarria. Poi vedremo la verbalizzazione, non l'appunto, dottore Bertone. Bisognerebbe essere molto cauti sulle attribuzioni di fatti e persone. Dottore Bertone, io sono molto la inviterei a dire tutto con riserva, perché poi la trascrizione della conversazione darà ragione o a lei o ad altri. Dottore Bertone, o meglio, signor Presidente, mi scusi. Ricorderà la Corte che in apertura dell'esame del Samperi il pubblico ministero ha proceduto alla lettura di questa intercettazione ambientale e che chiese spiegazioni sulla persona di cui a foglio 13 e a foglio 14 e anzi a partire dal foglio 12. E il mio ricordo, fra l'altro, è tutto segnato. Il Samperi spiega che si parlava della madre del Navarria che era collaboratore di giustizia, eccetera, eccetera. Ed esattamente chiese spiegazione una volta ammazzò un cristiano e il Samperi ha risposto che si parlava del Navarria il collaborante. Ora io chiedo, poi vedremo che lei sappia quale omicidio ha commesso il Navarria o il Pupillo? Questa è la mia domanda. Se lei lo sa, non me la ricordo l'omicidio del Pupillo, quindi perfetto, il padre, se lei conosce il padre di Navarria, poverino, non può fare 3 metri se non c'ha la carrozzella, quindi come poteva ammazzare una persona come lei mi ha letto? Per me questa cosa non mi dà. L'ha detta lei, signor Samperi. L'avvocato ha parlato della madre di Navarria. Per favore, ma non c'è proprio oggetto ma sto andando avanti, signor Presidente. Infatti io sto andando avanti. Perché poi pare che la memoria di tutti si blocchi proprio nel punto cruciale, perché tutti ricordiamo che Samperi ha detto ma quando mai il padre di Navarria non può essere ma infatti, signor Presidente, la mia domanda mi pare che era una domanda precisa. Che cosa vuole, avvocato? Sto andando avanti. Ha dato una risposta, andiamo avanti. Signor Samperi, nel corso di questo colloquio con il Gran Cagnolo al carcere, lei parla subito di cose familiari. Sì. Ora io le chiedo, finito l'argomento cose familiari in cui lei chiede di Luisa e di altre sue sorelle, perché lei continuò ancora a parlare con il Gran Cagnolo? Si parlava perché avevamo la possibilità di stare assieme e non ne abbiamo approfittato adesso. Quindi ne parlavate per ammazzare il tempo? Anche sì, perché in effetti...